Sono il professor Giampaolo Rossi dell'Università di Padova, dirigo la medicina d'urgenza dell'azienda ospedaliera Università di Padova e sono responsabile del centro regionale specializzato per i disordini della pressione arteriosa. Anche quest'anno, il 17 di maggio, si svolge la giornata mondiale dell'ipertensione, che le società scientifiche nazionali che si occupano di questa malattia ogni anno puntualmente organizzano per richiamare l'attenzione sul problema dell'ipertensione, che è il principale fattore di rischio cardiovascolare perché colpisce oltre il 30% della popolazione adulta in Italia. Si tratta di una malattia molto insidiosa perché molto spesso asintomatica, che però va individuata precocemente allo scopo di evitare i rischi che sono molto grandi, perché l'ipertensione è la causa principale degli infarti, quelli che chiamiamo normalmente infarto del miocardio, ma che in realtà comprendono la morte improvvisa, le sindromi coronariche acute non infartuali e soprattutto l'ictus, che è una delle principali cause di mortalità nel mondo e di invalidità prematura. Quindi oggi abbiamo tantissimi farmaci per controllare l'ipertensione, ma abbiamo anche la capacità di identificare le cause che sono responsabili dell'ipertensione. E questo nel centro regionale che dirigo succede nel 70% dei pazienti, cioè 7 pazienti su 10 hanno una causa riconoscibile dell'ipertensione e quando noi identifichiamo la causa siamo in grado di attuare una terapia mirata sulla causa che molto spesso permette di guarire definitivamente l'ipertensione. E questo è molto importante perché i pazienti che rimangono in terapia medica perché ricevono, come succede nella stragrande maggioranza dei casi, una diagnosi di ipertensione essenziale, che vuol dire idiopatica o senza una causa, sono pazienti che ricevono una sentenza a vita. Perché una sentenza a vita? Perché nessuno si preoccuperà poi di andare a ricercare le cause da quel momento in poi e il paziente sarà condannato ad assumere farmaci per tutta la vita e molto spesso questi farmaci poi possono dare effetti collaterali oppure diventare meno efficaci con il passare del tempo. Quindi ricercare la causa e identificare la causa è un punto fondamentale e il nostro centro è forse l'unico al mondo che ha la capacità di identificare una causa dell'ipertensione in una percentuale così alta dei casi. Nell'azienda ospedaliera esiste il centro regionale specializzato per i disordini della pressione, che si occupa non solo dell'ipertensione ma anche dell'ipotensione, che è un problema che coinvolge una piccola fetta di pazienti ma che risultano altamente invalidati e presentano generalmente un peggioramento della qualità della vita. Questo centro visita circa 1 migliaio di pazienti all'anno ed è caratterizzato dal fatto che i pazienti che arrivano con l'ipertensione arteriosa vengono sottoposti a un iter diagnostico che è unico al mondo perché
ci consente di identificare una causa dell'ipertensione all'incirca nel 70% dei pazienti. E identificare una causa è molto importante perché questo ci permette di intervenire direttamente sulla causa e in molti casi anche di guarire definitivamente i pazienti dall'ipertensione. È un vanto del nostro centro perché tutti i pazienti che arrivano generalmente escono con un controllo dei valori pressori molto migliore e alla lunga, nel tempo, la loro qualità della vita e la loro prognosi risultano nettamente migliorate.